Un saluto che vi giunge da Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure in occasione della manifestazione Erba Persa. Abbiamo un po' il riferimento, no, di queste giornate, siamo in mezzo a un giardino. Sì. Sì, buongiorno a tutti, siamo giunti alla 19ª edizione della Mostra Mercato L'Erba Persa che sta diventando da quest'anno un vero e proprio festival perché sta coinvolgendo tutto il territorio di Santa Margherita Ligure, quindi con i prodotti della cittadina di Santa Margherita e poi anche coinvolgendo proprio tutta la parte commerciale, quindi negozi con le vetrine fiorite, ristoranti, bar. E sì, oggi è proprio il primo giorno di manifestazione, finalmente incominciamo con il sole e ovviamente ci troviamo proprio qui tra le aromatiche perché l'erba persa ricordiamo che in Ligure significa proprio la maggiorana, ecco, un'erba aromatica molto preziosa che viene utilizzata dappertutto, soprattutto in cucina. Ecco, intanto vediamo queste immagini, che vediamo tutte queste piantine aromatiche e Certo. vediamo anche un colpo d'occhio molto bello con tanta gente in questa bella giornata che tra l'altro, insomma, ieri è venuta la neve, perciò Assolutamente chi sì. l'avrebbe detto questa bellissima giornata, ma ci hanno azzeccato anche le previsioni. Esatto, esatto, effettivamente è un po' freschino, ma c'è il sole fortunatamente. Sì, abbiamo la presenza di molti espositori di vario genere, sempre però con il tema del fiore della pianta, quindi artigianato, decoupage, arredo da giardino, erboristeria, cosmesi e insomma tutto ciò che concerne la vita all'aria aperta, ecco, molto importante e predominante questo. Ecco, poi vediamo anche tante altre belle cose, no? Non Sì, solo sì, sì, sì. diciamo queste erbe. Assolutamente sì, ricordiamo che durante i 3 giorni vi sono molti eventi collaterali, quindi laboratori per i bambini, ce n'è 1 al massimo 2 tutti i giorni e, ovviamente anche, presentazioni di libri, conferenze e dei food experience veri e propri. Ecco, intanto vediamo anche cesteria facile, magari poi lo andiamo a sentire, Assolutamente, sì. questi belli oggetti, cesti che sta facendo. Esatto, è uno dei infatti dei laboratori che viene fatto qui proprio sul momento, dove si può prenotare appunto al referente proprio sul momento e ogni giorno, per 2 volte al giorno, farà questa esposizione. Sì, sì, Ecco, assolutamente. bene Alessandra, stiamo ancora Bene. un pochino qua insieme, vediamo un po' invece queste mani che fanno crescere queste belle Queste piante, piante. sì. Voi venite dal Sì, Benga. veniamo dal Benga, dove praticamente è abbastanza tradizionale l'agricoltura. Prima era più, diciamo, caratterizzata dagli ortaggi, adesso c'è tantissima florovivaistica, piante in vaso, ornamentali e soprattutto piante aromatiche. Eh, Noi siamo dei piccoli produttori, è un'azienda che ho rilevato da mia mamma e niente, abbiamo qua portato una selezione dei prodotti che abbiamo adesso. Ci sono soprattutto le piante ornamentali e quelle aromatiche. Ecco, Quindi queste colorate come si chiamano? questo è un papavero nudicale, è una pianta molto interessante, noi la portiamo sempre quando facciamo delle fiere perché attira molto l'attenzione ed è veramente particolare. Con la fine del primo freddo inizia a fiorire, è molto bella. I colori, Alessandra, sono sempre belli, eh? Assolutamente, sono sempre belli, variopinti, abbiamo tantissimi colori ovunque e diciamo ecco sarà sicuramente un'erba persa vivacissima, colorata e speriamo che piaccia a tutti ovviamente ed è un invito a partecipare. Noi ci siamo tutti i giorni dalle 10 alle 19 ad orario continuato e vi aspettiamo. Ecco, qua abbiamo il famoso basilico, Sì, questo qua è che basilico non ci deve coltivato. confondere No, questo, questo no? è il cartellino della pianta grassa. Appunto. No, questo è basilico coltivato rigorosamente ad Albenga. E niente, è appunto cosa c'è di più tradizionale di, Ma in di- Liguria qual è il basilico, il pesto migliore, si dice a Genova, insomma, e ogni Poi paese. ovviamente non posso venire a Genova a dire che non è buono quello di Genova. No, è giustamente il basilico di Pra è quello, diciamo, originale.
Noi ovviamente però ad Albenga ci difendiamo. Sicuramente. Insomma, poi ognuno anche nel proprio piccolo orticello può mettere un po' di pianti di basilico, Sì, no? adesso, vabbè, adesso è arrivato questo freddo, diciamo un pochino Improvviso. improvviso e fuori stagione, diciamo che Ma voi magari l'avete nelle serre? sì, queste qua sono in serre coltivate in serre Perciò riscaldate. tutto l'anno voi producete basilico. Noi sì, in piccola parte perché abbiamo molto ridotto ovviamente la parte riscaldata, sia perché stiamo cercando di diventare più sostenibili, ecologicamente, quindi bisogna fare degli investimenti per evitare di sprecare, e coltiviamo molto in campo aperto invece le altre aromatiche che sono quelle che si possono coltivare tutto l'anno, diciamo senza dover riscaldare, ecco. Allora, prendici un pochino due piante aromatiche per L'erba eccellenza. persa Ecco, ovviamente. la prenda un po' e che raccontiamo un pochino la famosa persa. Ecco qua, l'erba persa, ovviamente questa in una casa ligure non deve mancare, non può mancare. Questa va bene, insomma, dove si mette? Questa qua va bene in tutte le torte verdi, almeno questi sono gli insegnamenti di mia nonna, tutte le torte verdi, con le uova in particolare, e bah, io la metto un po' dappertutto, forse esagero, però a me piace molto, in casa mia non manca mai, soprattutto fresca, perché tutte queste erbe si possono usare anche essiccate, però secondo me un bel vasetto, se anche uno ha un piccolo balconcino, si può coltivare con Ecco, molta dunque facilità. questa è quella erba famosa che ha dato il nome, che poi chissà come avete inventato questo nome. L'abbiamo inventato 19 anni fa, quindi è stato proprio per dedicare, diciamo, questa mostra mercato alle aromatiche, ma in modo particolare proprio all'erba persa. E quindi ci è piaciuta dall'inizio, è piaciuto anche poi chi ha frequentato, diciamo, la manifestazione, e l'abbiamo mantenuta sicuramente, sì. Ecco, qua abbiamo cambiato Abbiamo erba, cambiato erba, questa è la Lipia citriodora, comunemente chiamata erba Luisa di solito, qua verso Genova erba Luisa, da noi magari si chiama anche citronella limonina, insomma si trova in tutte, e questa è un'erba particolare perché a parte che è molto bella nel giardino, crea un bellissimo cespuglio e in estate diventa... sì, volendo sì, se si coltiva in un vaso abbastanza grande cresce molto, fa una bella spiga bianca in estate e si usa soprattutto per fare il distillato o il liquore in infusione anche, quindi si può fare anche a livello domestico. Allora, Erba Luisa, noi Erba Luisa, ci interessano Erba questi Luisa. nomi che rimangono nella Quelli mente. delle nonne, ecco, Benissimo. diciamo. Sì. Un'altra che potrebbe essere delle nonne. Vediamo, ecco, lì andiamo sul La sicuro. salvia, questa anche in casa non manca mai e anche questa si coltiva molto facilmente, bastano dei vasi magari di coccio, sarebbe l'ideale, così non si spreca acqua e rimangono più umide. Insomma, secondo me vale sempre la pena avere una piccola selezione di erbe Ecco, la aromatiche. salvia fa venire in mente quei piatti, insomma, buoni di Sì, di carne, carne. giusto? Sì, sì, quella cosa lì, insomma. Adesso andando verso l'estate magari si usa un po' meno, però è anche molto buona, dissetante, se si lascia nel frigo l'acqua naturale, una fetta di limone, qualche foglia di salvia, è una bevanda facilissima da fare, rinfrescante. Cioè una Sì, bottiglia mettiamo l'infusione. l'infusione, E sì. questa potrebbe A essere freddo, un'idea. l'infusione a freddo, sì, un po' di Limone e limone, due salvia. fettine di limone, due foglie di salvia e anche questa cosa qua, questa è da nonne, la foglia di salvia per pulire i denti. Questa al Questa. posto del dentifricio quando si è in giro, una bella passatina, mia nonna era una grande fan di questa Ma cosa. queste piantine crescono, insomma, si possono piantare anche sul davanzale? Certo, certo, si può coltivare in vasi piccoli anche, non fa bisogno avere un grande orto, non fa bisogno avere un grande giardino, basta un po' di attenzione, secondo me tutti sul nostro davanzale possiamo avere qualche erba adatta alla cucina, ecco, sì. Bene, allora grazie per queste informazioni tradizionali e insomma buon proseguimento Grazie, a questa grazie, manifestazione. Direi se ci accompagna Mattia stiamo pure in diretta così la rendiamo più simpatica. Alessandra, abbiamo tante cose, mi incuriosiva un po' questo signor cestaio. Buongiorno, insomma lei qua continua a lavorare intanto. Sì, siamo alla fase di pulizia del cesto, che è fondamentale. A fine cestino bisogna passare con una forbicina
un po' di precisione, fare un lavoro. Lei come si chiama e da dove viene? Allora, io mi chiamo Giacomo Pisanu e vengo dall'Alto Lago di Como. Vabbè, ha fatto anche dei chilometri. Esatto, tanti chilometri e tanto tempo perché giustamente il weekend di Pasqua piace a tutti venire in Liguria. Ecco, prima la vedevo con un cestino un po' più piccolo che sembrava quasi facile, però Sì, il nostro progetto si chiama proprio così, Cesteria Facile. Giriamo l'Italia insegnando quest'arte che non è persa. Quest'arte non è persa perché comunque noi insegniamo tutti i weekend, dalla Puglia fino a quasi la Svizzera. Quindi. ecco, possiamo fare il primo minuto della prima lezione. Il primo minuto della prima lezione, allora, certo. Allora, diciamo che il tutto inizia presentando il cesto che si fa, che è questo, si realizza in 4 ore di lezione. È un cestino semplice di una quindicina di centimetri di diametro ed è realizzato con una croce, si dice 3x3, quindi sono 3 rametti e all'interno si infilano 3 un pochino più sottili. Poi con materiale molto molto sottile si intreccia il fondo fino a passare del materiale medio nel momento in cui questa raggiera si apre e quindi si allarga. Qualche opera in corso che Sì, vediamo un facciamo po'. un vassoio, un vassoietto. Ecco, Sì. provi un po'. Lo possiamo intrecciare, certo. Vediamo un di po'. materiale. Intanto questi cosa Questo è salice grezzo, salice naturale. Allora, quello che facciamo è riempire in maniera equilibrata gli spazi, quindi un po' da un lato, un po' dall'altro. Andiamo a riempire questo spazio con un intreccio molto semplice che è dentro fuori. Quindi qui è finito il ramo, andiamo a inserire quello nuovo che entra lì. Dopodiché bisogna fare questo lavoro, passo intorno. E questo salice è un materiale che si presta a fare questo. Sì, è proprio, diciamo che noi facciamo intrecciare il salice perché il più, come ramo è il più flessibile, quindi per imparare è fondamentale. Poi una volta che le persone vengono a fare il corso e fanno un po' di pratica possono passare anche materiali che possono reperire in natura, mi raccomando che sia permesso farlo, questo è fondamentale. Però il salice è per iniziare è il più interessante. Ecco. Bene, lei lo fa di attività. Sì, noi insegniamo di lavoro, sì. Bene, allora insomma, buona fortuna. Buoni intrecci. Buoni intrecci, giustamente. Grazie. Alessandra, abbiamo insomma dato un'idea. Dai, sì, diciamo di sì, ecco. Dai, vedo che sono tutti contenti gli espositori, anche perché comunque adesso c'è anche parecchia gente che sta girando, già addirittura stamattina erano ai cancelli, proprio con volontà di entrare per poter girare al meglio, e ci sono appunto anche tanti vivai lungo il percorso, diciamo, di tutto il parco. Ecco, qua abbiamo l'ingresso di Allora, Villa Durazzo, però fate girare dall'altra parte, sì, dentro c'è dentro qualche. ci sarà sempre il museo aperto, quindi il museo sarà aperto orario continuato dalle 10 del mattino fino alle 18. E quindi, In questi sì, giorni, però sì, poi durante l'anno? Durante l'anno sarà aperto sempre anche quello tutti i giorni dal lunedì alla domenica, ma dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 17. Ci sarà una pausa, mentre invece per i 3 giorni non abbiamo ritenuto di farla, anche perché molti vengono, così possono passarsi 3 giorni, diciamo, e gustarsi diciamo, le bellezze e quindi anche acquistare dai nostri stendisti e poi venire a visitare giustamente anche il museo. Abbiamo questa mattina anche i fiori disegnati. Sì, è una passione quella del disegno botanico che è partita dall'architettura e poi è diventata tutta naturalistica, e quindi in questo scenario si sta benissimo con le mie compagne di viaggio artiste, una che ricama e l'altra che fa i gioiellini, così, a Villa Durazzo, al sole, bellissimo. Insomma, una passione un pochino originale.
è stata un'evoluzione da disegnatrice che è passata dall'architettura e poi grazie ai colori e ai pennelli è diventata un approfondimento della struttura delle piante, sia come disegno che come colore, acquarello. Invece qua abbiamo i ricami. Qui abbiamo i ricami, sì, una passione nata quando ero ragazzina che ho ripreso da poco e io dico sempre nasco e muoio architetto e rinasco sirena con le mie creazioni e finalmente ho trovato la mia dimensione, diciamo. In questo caso bisogna dire a tempo perso. Eh no, a tempo pienissimo. Pienissimo. Pienissimo, sì sì, io credo da parecchi anni in questo progetto, cioè dare libero sfogo a quelle che sono le nostre reali passioni, le cose che ci rendono felici, perché la vita è una e bisogna saperla vivere appieno, anche rischiando, perché ovviamente si pagano tanti prezzi, però ne vale sempre la pena, sempre. Insomma, le riproduzioni non mancano le idee. No, assolutamente. Adesso questi sono prevalentemente fiorati, ma ci sono anche tanti altri soggetti di mia creazione. Questi sono dedicati al soffiatore. Questo è il soffiatore di bolle che soffia le bolle di sapone. Finiamo con un C'è cuore così. No, finiamo con quello. C'è il soffiatore di palloncini e c'è il soffiatore di desideri, che è questo, che è praticamente il bimbo per permettere alla bimba di avere i desideri espressi, sale sulla scala e va a soffiare. È il maschile e il femminile che interagiscono in armonia. In mezzo all'erba persa abbiamo anche dei fiori. Sicuramente, le piante grasse fanno dei bellissimi fiori. Per Queste tutti sono noi. piante grasse. Tutte piante grasse, cactee, succulente che siano, fioriscono tutte. O prima o dopo fioriscono tutte. Queste poi durano tantissimo come fioritura. Poi abbiamo le asclepiadacee, che per gli amanti che le conoscono, Stapelie uerni, anche quelle fanno dei fiori favolosi, quelle in tarda estate, in inverno. Ecco, questi sono colori veramente belli, di tante, Tante no? sfumature ci sono, sì, molto belle, sono ibridi, sono colorate, ce n'è per tutti i gusti e stanno fuori, non patiscono neppure il freddo. Quindi uno che le vuol piantare nel giardino le può mettere anche nel giardino che non muoiono. D'inverno non muoiono? No, queste qua, questo genere qua. Ah, però, ed estate? Estate neanche, sono nel loro habitat d'estate, bisogna solo bagnarla un pochino di più, tutto lì. Perciò praticamente uno che vuole avere un angolo fiorito, una pianta così c'è sempre. Queste sì. E sono anche profumate, ce ne alcune che sono anche profumate, sì, decisamente. È la vostra specialità? Noi sì, produciamo piante grasse in genere. Bene, allora buon proseguimento. Tra l'altro, insomma, la Riviera, Imperia e compagnia siete famosi per i fiori. Sì. Il posto delle piante grasse, da Imperia in là, sono quasi tutti, il 90% sono produttori di piante grasse. Distribuite in tutta Italia? Sì, nelle varie manifestazioni, oppure se vogliono venire al garden, li accettiamo, in sera, non al garden. Voi lo fate come famiglia di lavoro? Sì, è il nostro lavoro. È tradizione o Sì, è tradizione. si riesce, insomma, si riesce ad andare avanti bene? In quanti siete? Io e mio marito. Ultimamente un po' più a fatica. Figli no. No, mia figlia mi ha fatto tutta un'altra cosa, un'altra scelta. L'ha subito detto da subito che lei si è trasferita a Torino, sta a Torino. Niente fiori. No, niente fiori. E magari poi dopo cambierà ancora idea. Può essere, come dice mio marito, tutto può essere nella vita, è vero. Bene, allora saluti e buon proseguimento. Grazie mille a voi, buon proseguimento anche a voi. Come va qua a Santa questa mattina? Diciamo che sembra che inizi bene, il tempo promette bene, sembra una bella giornata, che si prospetti una bella giornata. Ecco, è proprio un'azienda che produce queste erbe. Produciamo tutte piante aromatiche, tutte piante commestibili. Da sempre? Sei nato? Io da una quindicina d'anni ho rilevato un'azienda di famiglia che lo fa da una trentina d'anni. Qualcheduna c'è? Avete tante specialità di erbe aromatiche. Sì, diciamo che alcune cose dalle più classiche, quindi mente, i timi, le salvie, gli origani, diciamo la nostra particolarità è che abbiamo diverse varietà della stessa pianta,
poi produciamo piante più erbacee come appunto l'aneto, comunque piante annuali, e se no le piante un pochino più ricercate particolari, dall'erba formaggio all'archibus, che è una varietà di tanaceto, il lemongrass, diversi tipi di mirto, che allora sono piante decisamente più particolari. In mano cosa abbiamo? Il coriandolo vietnamita, che è un'altra particolarità, che è una persicaria rispetto a un coriandolo classico è perenne. Mente ne abbiamo presa una tra le tante mente forti, che è la glaciale, che è un'altra menta molto carina per la colorazione della foglia, ed è una menta molto forte. Ecco, in cucina cos'è che si usa di più? Cosa consigli? E diciamo dipende molto dai gusti, perché poi sono tutte piante commestibili, almeno in alcune parti, da alcune che si usano più la bacca, come può essere il mirto, piuttosto che un coriandolo classico che tipicamente si usa la bacca. Nella maggior parte diciamo che la foglia fresca è la parte che rende al meglio, ecco. In un buon arrosto? In un buon arrosto sicuramente dei timi, anche dei timi un po' più forti, come un serpillo, un foxley, che sono un pochino più forti. Il mirto sicuramente, se non la bacca, almeno la foglia, che quindi non dà troppo colore. Se no si possono aromatizzare con diverse cose, dagli origani all'issopo, che è un'altra cosa tipica che si usa nelle carni, l'erba lepre, che è un'altra cosa che si usa tipicamente nelle carni. Lei ha un piatto da consigliare per usare queste erbe aromatiche? Dipende che erba, diciamo che ogni erba ha un po' un piatto, ecco, o meglio, ogni piatto gli si può associare una o più erbe. Se parliamo del prebugiun tipico ligure, quindi è un miscuglio in base alle zone, ma di diverse erbe. Se no cose più tipiche o più strane, come possono essere appunto la pedaria, questa che ha il gusto di formaggio, piuttosto che l'atriplex, questo che è una pianta che cresce anche spontanea e che viene salata, diciamo che trasuda. È questa qua che dicevi? Sì, questa qua, che ha la foglia, sulla pagina della foglia viene salata, estremamente resistente al salino del mare, e trasuda proprio sulla pagina della foglia. Questo è un classico rosmarino. Poi ci sono piante un po' più strane da liquori, come l'assenzio, il tanaceto, che è quello con cui fanno il liquore di archibus. Piante un po' più, diciamo, esotiche, ma che comunque si naturalizzano bene qua, come il lemongrass, che si chiama cimbopogon ed è agrumato, è come se fosse un po' una canna, rimane un po' più bassa ma è agrumata. Se no poi vabbè, tutti i vari tipi di elicrisi. Beh, qua in effetti ce ne sono tantissime, c'è l'imbarazzo della scelta. Abbastanza, diciamo che è quello su cui puntiamo, ecco. Allora, siamo sulla ruota santa, anzi siamo proprio in cima qua. Sì, siamo a 30 metri di altezza. Siete venuti qua a Santa un po' di settimane fa. Sì, 3 settimane che siamo già montati e stiamo fino al 1° maggio. Come sta andando? Sì, al sabato e domenica va bene. Siete contenti? Sì, sì. Sì, magari i giorni feriali un po' meno, ma in questi giorni poi di festa. Sì, poi soprattutto adesso le festività di Pasqua c'è molta gente. Quanto costa il biglietto? Sono 7 euro gli interi e 5 ridotti. Poi c'è la promozione per quelli di Santa Margherita, che hanno 5 e 3 ridotti. E quanti giri si fa? Sono 3 giri di ruota. Siamo sul sicuro, sì. Sì.
Se lo dice lei che è titolare possiamo fidarci. Sì, sì, è sicurissimo. Ecco, però a mettere su tutto questo sistema è anche, insomma, è faticoso. Quanti siete come addetti? Che la montiamo? Siamo in 7 persone. E ci vuole un paio di giorni a montarla e un paio di giorni a smontarla. Intanto vediamo questo bellissimo panorama dalle telecamere. Sì, sì, qua è molto bello, vedi tutto il porticciolo, vedi tutta Santa Margherita, è bella la visuale. Ecco, qua siamo nel punto più alto, giusto? Sì, sì, questo è il punto massimo. E Possiamo- poi quello che è di bello la ruota è che più c'è gente e più stai su, perché il tempo che scarica e che carica le persone, se invece sei solo fai 3 giri e finisce. Ecco, si fanno 3 giri ogni biglietto. Sì. Ah, è vero, più persone ci sono, si scarica. E come si fa a capire che uno ha fatto 3 giri in quel caso? E no, l'ha detto che lui conta tutto quello che succede. Conta tutto. Sì, sì. Ecco, voi è un'attività che va come famiglia oppure è un po' nuova? Sì, sì, è ambito familiare. E girate in che località andate? In Italia o anche all'estero? No, qua è sempre in Italia. Ci è capitato di andare in Francia, ma sempre in Italia. Ecco, si può stare anche in piedi? Sì, sì, volendo, sì, però non è meglio di no. Noi la gente la facciamo stare seduta. È meglio di no. Sì, scherzosamente prima diceva dovrebbe essere tutto a posto, no? E beh, per forza che è tutto a posto, viene controllata tutte le mattine. Assolutamente. Sì, eh. Ecco, forse è un po' il vento che può dare un po' di fastidio. No, se c'è un po' d'aria la ruota va, ma se c'è del vento la ruota rimane ferma, non la facciamo andare. Intanto vediamo questo bel mare, il nostro litorale. Qua venite, siete, cos'è, la prima volta o venite No, questa è la prima volta che veniamo a Santa Margherita. in Liguria? Dove andate in genere? Ma siamo stati in diversi posti, siamo stati a Imperia, siamo stati a Finale Ligure, siamo stati in diversi posti. Ecco, poi in giro per l'Italia dov'è che soprattutto andate? Siete abituati? E dove capita, dove ci danno l'autorizzazione andiamo. Ecco, anche, eh sì, cioè sarà un'autorizzazione e anche bisognerà pagare qualcosa. Sì, sì, è tutto a spese nostre. Mattia, tutto bene? Tutto a posto, sì, 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 tutto a posto. Mi sto godendo il giro. Stai godendo il giro con la telecamera, speriamo che insomma... No, ma viene tutto bello qua. Il panorama direi che è bello da gustarsi. Non ci si può sbagliare. Direi proprio di no. Dove ti giri è fantastico. Ebbene, allora adesso ci siamo fermati però. Sì, ci siamo fermati perché come le dicevo prima adesso stanno caricando o scaricando delle persone sotto. Quanto, ecco, diciamo un pochino quanto si ferma Fino qua. al 1° maggio stiamo qua. Il maggio ancora è Sì, possibile. sì, è ancora funzionante. Sì. Perciò possiamo invitare anche a fare un giro a Santa sulla ruota, sulla ruota. Mi raccomando che veniate tutti, che non manchi nessuno. Ma ci sono più stranieri o gente insomma locale? No, in quei giorni qua c'è tantissima gente che arriva da fuori. Abbiamo anche l'idrovolante. Bisognerebbe fare un giro anche di sopra, Mattia. Certo che sì. Beh, e l'idrovolante insomma non si alza, non lascia il mare o Sì, lascia il mare? Sì, Ivan, stiamo arrivando, adesso scendiamo. Grazie per il giro. Grazie a voi per l'intervista.